Una lezione speciale per gli alunni delle classi terza A e terza B della scuola primaria Achille Lauri del comprensivo terzo di Sora. Martedì mattina la loro aula è stata a cielo aperto sulle rive del fiume Liri. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Osserviamo la natura vicino a noi, grazie al quale i piccoli alunni hanno compiuto una passeggiata naturalistica lungo le rive del fiume Liri in centro città per osservare direttamente la fauna che lo popola. L'idea è venuta poi a me, che sono una persona a cui piace molto camminare e osservare, passare lungo il fiume e vedere una varietà di animali, quindi uccelli, pesci, altri roditori, che sinceramente io neanche conosco. Ho detto, ma perché non far vedere anche ai nostri alunni queste bellezze locali che non conosciamo? E così mi sono messa in contatto con il signor Palombo, che ha organizzato tutta questa cosa. L'esperienza poi, appena l'ho proposta alle colleghe e alla preside, è stata subito accettata, perché è un modo per conoscere il nostro ambiente di cui neanche noi spesso siamo a conoscenza. Insegnanti d'eccezione sono stati i delegati della FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee, sezione di Frosinone, in collaborazione con l'Associazione Sportiva Arcobaleno Maver e le Guardie Ittiche della FIPSAS. Una giornata nel quale abbiamo fatto partecipare sia la FIPSAS, la sezione Frosinone, che l'Achille Lauri, una giornata veramente bella anche sotto l'aspetto ambientale, per la quale l'IRI ci ha dato l'opportunità di farci vedere sia la flora che la fauna che ha. Ringraziamo un bel po' di persone quali ci hanno dato una mano, tipo i pescatori della sezione APSD Arcobaleno, le guardie ittiche comandate da Giovanni Crispi, e un grazie ovviamente all'Achille Lauri che ci ha dato la possibilità di poter fare una bella passeggiata ambientale. Questa iniziativa, che la ritengo una cosa veramente importante per i ragazzini, perché spesso vedono solo i pesci nel mercato, quindi non sanno nemmeno che molti magari non sono a conoscenza di dove vivono e cosa fanno e che tipo di pesci si trovano. E magari ce ne fossero altre iniziative del genere, noi siamo sempre disposti a collaborare mettendo a disposizione le nostre guardie ittiche, come abbiamo fatto adesso, e che hanno illustrato le varie specie ittiche. Questa manifestazione è stata molto importante soprattutto per i bambini, ma dovrà essere prolungata nel tempo, cioè portata nelle scuole, nel sociale, nell'ambiente quotidiano, perché da tanto che i bambini non conoscono più la natura e l'ambiente che c'è intorno. Un'esperienza didattica unica e di grande valore educativo che permette ai piccoli cittadini di conoscere ed amare le bellezze ambientali vicine a noi e soprattutto di promuoverne il rispetto.